essendo proclamato. Sì, ha detto Marcello che il teatro non è ancora libero. E cavare non rompere l'anima. Prego. Buongiorno signorine. Abbiamo portato i fiori per Donna Rosa. Che pensiero gentile, mamma sarà contenta. No, vi possiamo offrire qualche cosa. Una camomilla. A camomilla prima mattina. Ci vuole un caffè. A camomilla mosca. È vero, io già... No, volevo dire, io già ho sonno. Poi se mi prendo la camomilla mi ammoscio sano sano. Di lo caffè tosto. Io caccio, o politica mia no. E invece, per mezzo di mia moglie, sto diventando un direttore repubblica ammaestrato. Non gridare tanto, questa volta aperta. Ecco, ti puoi asciugare la voce e prendere nell'azione a tua e come fa film. Mamma, io non ce la faccio più, aiutatemi voi. Non mi faccio le valigie e me ne vengo a casa con voi. Ma quale valigia, mamma? Ha ragione. Gli uomini che sono non servono. Oggi stonate, servono uoie. Non serve, non serve. Cara suocera, io è meglio che oggi faccio finta di non sentire, sino passano qua, che sta qua, voi vostra figlia, non è mai contenta dei ruoli che gli affido, fa sempre la prima donna, ma essa non è mai contenta. Guitta. Ma ti metto sotto, come facevano a Bonanni maritano. Ah, così è za. E tanto classe quando mi vede la coda a mano. E che sto facendo? Non può dire forte, se non può. E come date mio? Ma quasi più, che è una sendera musica. Ah, non dico, così che lo dico, abbassare con l'erba, sai che l'attore pesce, tutte e due, anzi più. Ma non lo riabbiamo quando mamma si stava facendo a gialla. Non ti sei fatto colazione stamattina. Non ci siamo pigliando un latte insieme, ma Sì, mi ricordo. A uscire non si ricorda. E il latte insieme a te a Florenzo non me lo prendo più. Poi, che resta novità? Poi ma c'è questo scemo, capito? Ma perché lo dici a me? Perché le vediamo pure là. Poi sono piatte. E la mattina vogliono fare colazione con me, poi si mangiano tutti i biscotti. Come non mi lasci venire? Allora, mi spero mamma a centrare la Carmelina e Dingel che si giocasse 13, 21 e 5. come invece non mi è asciutto niente. Ma non è come è stufato, allora pure è morto, spa. È un cucchiaio all'occhio. Veramente, che riesci a fare una Firenze, 50 euro. Ah, non dici di, non lo so, asciutto, dici di buone fatte. Ma come già fare faccio una bella ricercata di cassa di Va, capitano. sono spinaci, ma Però, ma la puzzella qualche giorno per ci e là che sei cosa hanno buono. Ma fanno capire buon tu anche sto uomo. Vediamo, va. Non so. Ma ti piace, lo trovi attraente. Io non so. Ma dove ci chiedi un po'? Io non so. Scusate che metto lo caso. Perché le avevo la volta. Io quando non bevevo vino tutto questo non succedeva. Ma quando mi sono cominciato a bere un latte, a sfattare i fatti tutti da cervello. È meglio la ricotta che la segatura. E non basta. È giunta l'ora. È giunta l'ora. 113, 113. Chiamare qui, che si passa un po' di fuga, ti devi defugare. 115, 115. Chiamare a fulano. 118, 118. Ma stanno tutti qua. Ma non esagero, ma sta sapendo che si va perché il vostro amato fratello mi segue dopratissimo, mi segue dappertutto. Ma c'è, cavolo, che non sono tu. Vedi, voglio dire, vuole tu. Io invece di fare l'attore, dovevo fare il pupo, il burattino in mano a questa mia signora. Io sono sicuro che lo darei. Io non vengo ascoltato da nessuno in questa casa. Io sono povero e visto che sa tanta femmina. Ma dico lui però. Ma non poteva morire quella cozza cara, signora di mio suocero, invece no, muore il suocero, perché è maschio e perché sarà una povera vittima, non alza più. Porom! Ma non ti pare quando ti stai dando un po' brava? Vai, Sara! Ah, già sfugato. E sfugare il buscapure! Ma voi sapete quale insegno che il marito si sta proprio sfastriando? Quando dici piano, ti stai facendo cale qua la mamma. E che ti disse Marice, non vuole a me?
che lui vuole farci stare 3-4 volte in tempo, perché volevo non sposare. Mamma, ragione ci fa fare parte, poi va là. E che bella immagine schiarata, di certo parrucchiano. Squadrato con buono dalla bocca. Ho aperto male, dico, mamma. No, non vi preoccupate di dirmi una lusinga per educazione. Facita scostumata, facita scostumata. Ah, già fa scostumato, ma che già dicelo? Mi dovete dire la verità, tutta la verità, senza incoppare. Come so? Ti dico che dirà Paolo. Io tengo che mi raffabro, io tengo che mi raffabro. Se quelli dentro al quartiere mi chiamano sento bellezza. Ma già sciarda si simpaticone. Ah, mi sta accorta, perché sapete, io non contento mai quello che mi dicevo, bitch. E mi sto zitto. Allora che sto qua proprio per dire con me, E non riuscite a nata che presentimento tengo? che ne saccio? Mi saccio un presentimento mica fra poco piglio sulle pescate. Non vado spiegato pure, che presentimento tengo? Mi pretendo signorina, volgare, come va presento? Siete un po' rustico. Se quello, la signoretta bella, 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 se quelle dentro al quartiere mi chiamano oh cavaliere! Mamma, come ci ha passato sto Mamma, tacca la lingua. Ma che sta succedendo in questa casa? Ma c'è trovato la Florinda che faceva qua da tre la volta che faceva le pubblicità sulla tua e cosa che faceva mandare in pace? Ah, signorina Florinda, ma allora sono no! Come saccio? Ma lei è uscito, ma è trasuto. Voi non avete idea di tutti gli esercizi che faccio quotidianamente con la stupidità che no, uno con la qualche steppa, la rindasta bandiera, ed è proprio grazie a questi esercizi che io oggi faccio c'erano quante ragazze. State a attendere. Tratta, tretta, tritta, trottola, truppola, finestra, finestra, e chi resta vecchiata la notte, capimo poi il fondo e di no, so, te facetta, ma tengo! Signor Buccioni, sono i bravi! Chi l'ha chiamato? Ciao Pasquale! Ma voi tutti i danni da mano? Vuoi farmi la foto da Signor, scusate, mi avete chiamato voi! Una voce come per telefono mi ha detto venite a casa ragazzi! Sta fanno un bel vascetto a parlare! Grazie mamma! Adesso la scolata! Ma voi non vi abbiamo finito a parlare con me! Signor, per questo sono a disposizione, perché dovete sapere che sono un grande esperto! Ho maniato tutto per tutta una vita, soprattutto i sessenamo, signore! Mamma, c'è la casa che non ti spiace! Ci devi chiamare! Allora nessuno mi ha chiamato, me ne va! Una volta che state qua, questo favorino, cosa pulate da tenga? Mamma, ti ho spiegato! Tu mi dici una cosa plana! Questo è il mio biglietto da visita! È mio! Michele non spiace! Modestamente sono io, signore! Sta bene! Ma ti braccia di ferro non si viva, no! Ma questo è castano! Ma che è uscito? No, ma quando mai? Mai visto, mai ispirato, signore! Non mi preoccupare, adesso già esplorato! Chiama per il sciogli questa riunione No, condominio. secondo me è impossibile, ti dà fastidio tutto. Va bene, nessuno mi ha chiamato, io me ne vado, qualsiasi cosa del mio numero, va bene? Buona giornata! Buona giornata! Mamma, Dite la bestemmia di questa pappalara destra! Non sa facile! Calmate con un po'. Ma donna Lady, ma voi conoscete le Svedesi? Go, conoscete già le svedesi! Arrivano tutti a picciolina mamma! Sai la foto dopo che se la picci proprio! prendiamo mia sorella lì. Vediamo di nascere!
Marina, gli muore il fidanzato e sono 15 anni che non guarda più il vostro uomo e tu ti fa un modo buttare. Abbiamo non ce l'ha, ma non Io, mamma te, tu, sembra pressa, cose razza, che stavano con un ma ci tenere pure se non dai il genere. Vedete, gli adolescenti che piano piano, a fuoco lento, vi stanno annulando i veri. Mamma, ma così! Come la capacità così? Come la mamma? La mamma! Ma sto in conferenza con te, ma! La mamma non mi sta cantando perché Sì, Armandi, parliamo serio. Io sono stata una donna sfortunata. Mamma in punto di morte, grazie ai miei fratelli e le mie sorelle. E la vita mia se l'hanno trovata loro. Mamma dice che tu sei più sciolata, e più responsabile. Appena mi distraggono un po', lei subito mi chiama. Mi chiama? Ecco dove mi chiama? Ma dove chiama? Mi bisogno, mi manda dei segni, mi parla dal quadro. Armandino, voi non sapete che cos'era mia madre per me. Stava malata e diceva vicino alle mie sorelle, e andava a cuccare, hanno vicino a me a Valeria, perché diceva che mi voleva bene. Tanto che mi voleva bene, che ha lasciato questa casa solo i miei fratelli. Io sono ospite in casa loro. Perché siamo in uguali? Perché non faccio scusare, io vi avvicini a me casa. Ma non è la fissazione! Armando, lo vedete quel qua? Quando là? No, quel quadro. Ah, un quadro? Ma ci segna che vedete tutto che sa la vita. Guardate quel qua. Lo sto guardando. Ma ci segna che vedete. Guardate, ma non guardate. Guardate, ma non guardate. Guarda vicino, dai già ma tu. Guarda. Quel qua è speciale. Ah, posso? No, mi parla. Guarda papà, non è di mangiare la paura. Armando. Che? Mamma. Mamma. Sì. Allora. Sta dietro di voi. Madonna, come ha girato? Questo non è nulla. Ma non la mette la sotto. È una cosa che va bene, sono abituato. Alicia, è una cosa urgente. Devo parlarti. Mi hanno messo in punizione. Ma dai, ma qua. Basta, devi andare. In punizione, non devi parlare. Perché dopo giudice. Dopo l'ultima regina, capite? E mi hanno cacciata, perciò sono sicuro. No, ma come faccio senza che mi dice cosa? No, sono sicuro. Mi segni, capisci che sei? Capito, un dopo di pazienza. Non posso più parlare, capito? Mi hanno messo in punizione. Sono segni, capito? Non ti abbandono, non me la tua mamma. Capisci bene, mamma? Capisci bene, sono bene! Mamma! Armandi! Ma che è successo? Ma non vi ricordate niente? No, perché mentre stiamo parlando tu casci, tu non vai a giocare a calcio, ma che sta? Tu ma che io cerco di fare non ci la gamba. No! Sto sudando, non so come Sono la gamba! Assai no! No, Armandi, oggi la vediamo! E dice tu, stai da un no, mi stai meglio! Ma che scherzi che tu? Io so questi discorsi impressionanti! No, devi pure muscolare, mi stai Ho muscolato! Ma che stai dicendo? Non si mette la paura che io perché la chiesa ha paura di sbattere, ma sta dicendo mi ha impressionato! Donna Lecchi, raccomando! Vi do la mia parola d'onore che io e voi ci scusiamo! Mi devi sentire, capito? Sono sì. E senti? Tu ci danno cose grosse. Ma cosa succede? Cose grosse. Tu ascolti i miei segni, capito? Tu ascolta i miei segni. Non una mano! Io poi ci scusiamo! Ma una mano! Vi do la mia parola d'onore, il signore la torna sulle mie spalle! Non è io poi ci scusiamo! Ma sta voi!
Con Mario Grit. Oh, mi avete sentito? Io non ho detto nulla. No, riesci a non mi ricordo, come avete detto? La verità, a Giulietta non bisogna essere sposata. Oi, mamma si è pensato qua e poi c'è la luce mamma una cosa. E no, bisogna essere scusa. Che già fa, E allora che già fa? Faccia scusato, quale? Che te già dici come abbracci sta croce, che già? Sentite, niente, io sto bene. Volevo fare un'annunciazione che... Volevo dire che... Armandino Bastone. Io. Tutte fiore, tutte cacao cercando per la puntata con me. Sempre con me. Sì, io Armandino Bastone ci sposiamo. Io ti ho sparato col passando per la felicità. Ma non morta! Io sono troppo felice! Ma grazie! Eccomi raccolto, veramente! Eppure io mi credevo che Armandino Bastoni è femmina, nervo.